Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Questa sera la puntata si divide in due parti. La prima è una tematica molto importante che riguarda tutti noi nel periodo che stiamo attraversando, praticamente il Covid, e poi avremo il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Nella prima abbiamo l'assessore della sanità della Regione Veneto, Manuela Lazzarin, che la ringrazio, l'assessore, grazie di essere con noi. La ringrazio due volte perché lei è sempre disponibile per comunicare, quindi le faccio davvero i doppi ringraziamenti sia a nome della nostra televisione ma anche a nome di tutti noi veneti, perché ha una grande disponibilità e questo le rende molto onore. No, grazie a voi per l'invito e credo che insomma, sia importante poi in un momento come questo insomma, comunicare, dire com'è la situazione e rassicurare per quello che possiamo, insomma, dare le informazioni corrette. È la prima domanda, guardi, un po' di domande un po'. E allora la prima domanda è la situazione contagi, il Veneto rischia la zona gialla? No, io direi di no, insomma in questo momento noi siamo lontani come parametri dalla zona gialla, domani ci sarà la cabina di, no domani venerdì ci sarà la cabina di regia e quindi avremo anche la pagella consueta che noi abbiamo ogni settimana. Quella della settimana scorsa ci dava un RT 0,90, mi sembra l'incidenza era 92 su 100.000, ma le terapie intensive erano al 5% e l'area non critica al 3%, quando sappiamo che i due parametri poi sono il 10% e il 15%. Quindi io direi che siamo lontani da parametri da zona gialla, anche perché noi stiamo vedendo che i contagi sono più o meno assestati sui 600-700 al giorno, quindi i positivi che noi riscontriamo quotidianamente, però a fronte di circa 40.000, 42.000, 45.000 tamponi che noi facciamo, quindi ancora un numero molto importante di tamponi, e anche le terapie intensive complessive sono a 52, più 1, più 2, meno 2, quindi ci stiamo attorno a quel numero, e anche l'area non critica, insomma, quindi abbiamo dati tutto sommato abbastanza stabili che per il momento insomma, ci fanno stare in zona bianca senza problema. Insomma già una bella notizia iniziando da qui. No? Però il virus circola, cioè io non vorrei che dicendo questi numeri qua e dicendo che siamo lontani dalla zona gialla e quindi tutto sommato il sistema regge, ci sia un po' quel liberi tutti, perché il virus circola, perché comunque 700 positivi al giorno non sono pochi. Ah no, sicuramente. Leggevo oggi un articolo di un primario di Padova che diceva che siamo vicini a renderlo come un'influenza, mi auguro sia tale tra poco. E la campagna vaccinale quindi come va? La campagna vaccinale sta andando bene, c'è stato il mese di agosto, lo sapevamo, Ferragosto, c'è stato un forte rallentamento, le persone erano in vacanza, quindi noi che eravamo abituati ai numeri, ai 50.000 somministrazioni al giorno, vaccinazioni nei vari punti di vaccinazione al giorno, ieri mi sembra abbiamo fatto 26.000, 20.000, 23.000, siamo scesi, poi abbiamo avuto giorni in cui abbiamo fatto anche 10.000. Sta riprendendo adesso, nel senso che adesso ci sono posti disponibili perché abbiamo aperto le agende fino al 30 di settembre, rimane il libero accesso per i giovanissimi, quindi la fascia 12-25 e anche per gli over 60. Poi le prenotazioni ci sono, insomma i posti in agenda, le singole USL ce l'hanno, e abbiamo i vaccini, perché mi sembra che a memoria ricordo che abbiamo circa 700.000 dosi di vaccino tra i 4 vaccini. Chiaramente i principali sono, mi sembra che abbiamo circa 400.000 dosi di Pfizer e 200.000 di Moderna oggi in magazzino, quindi non c'è un problema di vaccini o di posti, ci sono, quindi invito la gente, a chi non l'ha ancora fatto, di farlo, anche perché potrebbe scattare qualcosa di diverso. Senta, il pensiero, poi parleremo anche della terza dose, il pensiero del Presidente Zaia, lo sappiamo tutti, libertà ovviamente, però fa una forte raccomandazione, dite se ci vacciniamo tutti ovviamente ne usciamo da questo maledetto virus. Il suo pensiero qual è? No, io certo condivido questa impostazione, perché è stata l'impostazione che in Veneto ha funzionato sempre. Ricordiamoci che il Veneto, prima del famoso obbligo Lorenzin, insomma del ministro Lorenzin, che aveva ripristinato l'obbligo dei vaccini, prima c'era la legge regionale che invece la vaccinazione, anche per quanto riguarda i bambini, su alcune fasce era
facoltativa e non obbligatoria, e noi abbiamo sempre visto che comunque siamo sempre rimasti dentro i parametri che lo Stato centrale ci chiedevano, quindi come con percentuali di copertura, perché abbiamo sempre pensato, e continuo a pensarlo, che la responsabilizzazione, quindi il patto sociale, la responsabilizzazione sul vaccinarsi dovrebbe funzionare più di un obbligo. Ti obbligo a vaccinarti. In questo caso ancora di più, perché oggi la vaccinazione diventa anche una questione sociale, di solidarietà sociale, quindi io non sarei per l'obbligo, proprio perché vorrei che le persone invece fossero responsabilizzate rispetto a questo gesto. È difficile che succeda di essere, però le faccio questa domanda, Assessore: perché allora viene l'obbligo di mettere la mascherina, altrimenti prendi la multa nella prima parte ovviamente della pandemia, e non viene l'obbligo del vaccino? Secondo lei perché ci sono stati certi obblighi per diminuire ovviamente i contagi di questo virus, mentre per il vaccino c'è questa, non so, questa ovviamente negatività da parte di pochi, però c'è, che crea anche dei problemi che sociali, mettiamola così. Beh, intanto diamo un dato, cioè l'80%, quasi l'80% dei veneti si è vaccinato, quindi insomma la maggior parte dei veneti comunque ha risposto alla chiamata, quindi in modo responsabile, perché crede in quelli che sono stati oggi, insomma, tutto ciò che il mondo scientifico accademico ci ha detto rispetto alla copertura vaccinale, al fatto che i vaccini funzionano, e lo vediamo perché oggi le persone che sono ricoverate nelle terapie intensive o nell'area non critica per la maggior parte sono persone non vaccinate, ossia abbiamo un 80% abbondante in terapia intensiva. Quelli che ci sono, i 52 che abbiamo oggi, l'80% anche più sono persone non vaccinate, oppure il restante sono vaccinate con una dose, oppure sono persone anziane che quindi hanno difese immunitarie molto deboli, e lo stesso per l'area non critica. Quindi questo vuol dire che i vaccini funzionano e ci proteggono, ci proteggono soprattutto da un decorso più grave, più serio della malattia, che può quindi poi trasformarsi in ricovero ospedaliero. All'inizio chiaramente l'obbligo dei dispositivi di sicurezza era perché appunto non avevamo nulla in più. Sui vaccini c'è stato sicuramente l'obbligo per i sanitari, e quello è corretto, perché uno che fa il sanitario... Scusate, l'hanno fatto, ci sono anche lì dei sanitari che non hanno voluto farli, quelli sono stati sospesi. Com'è la situazione sotto questo punto di vista? Allora, l'ultimo dato che ho io del Veneto, di tutti i sanitari, perché ricordiamoci che in quel dato è un macro dato che ha i sanitari ospedalieri, quelli del territorio, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i specialisti ambulatoriali, i farmacisti, tutto il mondo sanitario delle strutture private, delle RSA per anziani, per quelli per disabili, quindi insomma un numero molto molto importante. L'ultimo dato che io avevo ci diceva che hanno circa 15.000 ancora i non vaccinati, e i sanitari puri, cioè quelli che fanno parte del sistema sanitario regionale, erano circa 4.000. No, non sono pochi, assolutamente non sono pochi. So che sono stati sospesi circa più di 200 persone tra medici, infermieri e OS, perché sono quelle persone insomma che sono anche a contatto con le persone ammalate. La sospensione vuol dire che prendono ugualmente lo stipendio? No, vuol dire che vengono sospesi per 6 mesi senza stipendio. Infatti abbiamo avuto dei casi dei medici di medicina generale di famiglia che sono stati sospesi, le USL hanno dovuto ridistribuire gli assistiti, quindi ridistribuirli tra altri medici che potevano comunque, perché avevano capienza, quindi prendersi quegli assistiti, oppure le USL hanno dovuto insomma inviare un sostituto provvisorio. Ecco, senta, nel ragionamento delle vaccinazioni oggi il Presidente Zaia ha detto vorrei che la terza dose, soprattutto per gli anziani, per i soggetti anziani, fosse fatta in tempi rapidi, ma è da molto che lui lo dice, non a dicembre quando l'inverno è già inoltrato ed è difficile coprire tutti gli anziani. Com'è la situazione in tal senso? Allora, oggi la terza dose si farà? Allora, sì, mi sembra che da questo punto di vista abbiamo sentito il Ministro e anche il CTS che ha detto che si andrà verso la terza dose.
Sono in riunione in questi giorni, anche oggi c'era una CTS, per capire quali sono le categorie che subito usufruiranno della terza dose. Si parla delle categorie soprattutto dei più fragili, quindi parlano di tutte le persone immunodepresse, delle persone appunto i trapiantati, le persone malate di oncologiche o anche le persone insomma più anziani, i grandi anziani. Il Veneto, il Presidente, insomma noi credo che siamo stati la prima regione o forse anche l'unica a chiederla in maniera molto forte, abbiamo mandato anche lettere, fortunatamente adesso si arriva a questo, però quello che noi stiamo chiedendo è, cioè, dateci subito le informazioni, perché noi dobbiamo organizzare la campagna vaccinale, perché dobbiamo organizzare la campagna in modo che andiamo a vaccinare le persone che sono dentro le case di riposo, vacciniamo i trapiantati, gli oncologici e dopo i sanitari, insomma quelli che sono stati vaccinati per prima, ma dobbiamo riorganizzare i nostri punti di vaccinazione, la macchina organizzativa, proprio per far sì che non si blocchino tutte le altre attività e anche perché poi arriviamo in maniera parallela con l'antinfluenzale, quindi ci sarà anche da fare tutta la vaccinazione antinfluenzale. Quindi prima noi abbiamo le indicazioni, le circolari, le risposte, meglio è, ma soprattutto siamo preoccupati perché abbiamo visto che ci sono alcune reinfezioni nelle case di riposo. Questo cosa vuol dire? Che i grandi anziani che oggi ci sono dentro le nostre case di riposo sono stati vaccinati per primi, perché hanno iniziato la vaccinazione già in gennaio, febbraio. E poi sappiamo che sono soggetti che hanno pluripatologie, quindi probabilmente hanno delle difese immunitarie molto deboli e quindi la copertura anticorpali forse, probabilmente, noi stiamo facendo anche uno studio su questo, si è già esaurita, quindi è bene che noi iniziamo subito rispetto a questi contesti, perché abbiamo visto che quando il virus entra, abbiamo due casi, Cartigliano, Verona, cioè nel momento in cui entra oggi, fortunatamente con conseguenze diverse, perché comunque si ammalano, diventano positivi, però sono asintomatici o con sintomi lievi, però subito insomma si positivizzano tutti. E quindi il Presidente ha detto che bisogna farle rapidamente e si faranno rapidamente? A noi dobbiamo attendere le indicazioni nazionali. Che lei sappia, no, oggi c'era una riunione anche oggi, quindi noi ci auguriamo che nei prossimi giorni ci arrivino le circolari nazionali del Ministero su come e con chi iniziare e noi poi ci attiviamo già oggi abbiamo messo in moto tutta la nostra macchina organizzativa regionale, quindi con la prevenzione abbiamo detto tiriamo fuori i numeri, 30.000 sono quelli dentro le case di riposo, 10.000 sono gli oncologici di primo livello, 8.000, 10.000 i trapiantati, tutte le altre eccetera, in modo che sappiamo che subito dobbiamo immunizzare e mettere in protezione 100.000 persone, dico un numero a caso, insomma, quindi stiamo anche ricostruendo questi numeri per essere pronti subito appena loro ci dicono potete farlo, noi iniziamo subito. Ecco, non ho il grafico, le faccio un paragone. La Nuova Zelanda, lo dico ai nostri telespettatori, che è grande più o meno come l'Italia, ma gli abitanti del Veneto, quando è partito il virus ha avuto dei picchi altissimi, poi si è azzerata con contagi zero. Poi è arrivata la variante e si è di nuovo rialzata il livello dei contagiati in Nuova Zelanda, dove era zero di contagio. Le faccio questa domanda perché ovviamente sono le varianti che hanno portato ad arrivare a questo. Ecco, lo studio, quello che si sta cercando di fare è che i nuovi o il vaccino venga soprattutto controllato anche per quanto riguarda le varianti, venga fatto un sistema tale che anche con le varianti uno riesce con il vaccino a superare questo Covid, questo virus. Se sì, in che tempo si potrà avere questo risultato? Allora, io so che stanno lavorando. Ho fatto tutta una premessa. No, certo, io so che stanno lavorando su questo. Noi abbiamo visto che per le varianti che ci sono state fino adesso, quindi quelle più principali, la inglese e l'indiana, per capirci, che è quella insomma che adesso noi chiamiamo come variante Delta, no? Quella che adesso insomma perché poi hanno cambiato i nomi, no? Il vaccino funziona e protegge. Quindi questo è già importante, no? Perché vuol dire che su queste varianti non c'era mutazioni, quindi il vaccino dava una protezione. Io so che stanno lavorando anche ad altre mutazioni e quindi in modo da aggiornare sempre il vaccino, però fino ad oggi gli studi che ci sono ci fanno dire che
il vaccino risponde alle varianti che finora ci sono state. Il titolo non c'è, però nel titolo di questa, quando l'ho visto, ho detto che titolo mettiamo, l'ho fatto mettere quello che quando finirà, eccolo qui adesso il nostro regista l'ha messo, speriamo che davvero riesca a terminare questo che sta inguaiando davvero tutto il mondo, speriamo che anche questo vaccino con delle ricerche ovviamente molto attente riesca a superare tutte le varianti, perché... Ma finora abbiamo visto che insomma, il vaccino, poi anche qui ci sono chi dice no, ma è stato troppo veloce, quindi non è sicuro, ma invece cioè, gli studi e gli step di sicurezza li ha superati, poi ricordiamoci che ci sono stati gli enti regolatori, EMA a livello europeo, AIFA a livello nazionale, che hanno dato il via libera, quindi tutti i vari passaggi sono stati fatti e anche tutte le varie elaborazioni, ma questo, io credo che questo sia un traguardo importante, invece di vederlo come qualcosa di negativo, dovremmo vederlo come qualcosa di positivo, che la ricerca proprio ha fatto dei passi da gigante. Ma i numeri che ha detto lei prima, Assessore, sono già inequivocabili quando dice l'80% che prende il vaccino non viene colpita, non va in terapia intensiva, mi sembra già eloquente come risultato, cioè però, io non so la gente cosa ha bisogno di capire, però nel mondo c'è chi si cura i tumori o il cancro con dei sistemi palliativi e dopo muore, e c'è chi invece usa la chemio e tant'altro, quello che deve usare e si salva, però è difficile convincere la gente. No, per che carità, contro... cioè, allora no, io non sono un medico, non sono un scienziato e mi fido di quello che mi dicono invece i scienziati clinici che hanno studiato. Ma tanti che sanno una pagina più libera mettono in dubbio che questo questo non ci piove, però io insomma questo è il mio approccio e mi auguro, insomma, e penso che sia l'approccio della maggior parte delle persone. Poi c'è una minima parte che però è quella minima parte che fa più rumore di tutto il resto. Lo so, io non trovo l'alibi per loro, anche se c'è qualcuno che ha uno spirito di contraddizione innato, però dico c'è stata anche una comunicazione iniziale un po', lasciamola perdere, perché se ricordiamo il vaccino AstraZeneca, prima giovani, dopo gli anziani, dopo i giovani, su questo è stato un casino, mi scusi la parola poco... Ma bisogna essere onesti, cioè la comunicazione iniziale ha creato grossi problemi e anche quella sfiducia, perché è inutile che ce lo nascondiamo, cioè il fatto che il vaccino AstraZeneca, che oggi non usiamo più di fatto, perché cioè non lo possiamo usare perché comunque non può essere usato con le popolazioni più giovani, perché insomma ci sono degli effetti collaterali di un certo tipo, però all'inizio prima solo per i più anziani, per i più giovani, poi solo per i più anziani, poi invece la seconda dose facciamo l'eterologa e quindi chi aveva fatto la prima dose non più seconda dose dello stesso vaccino. Sì, effettivamente questa è stata una comunicazione che non ha fatto bene. E poi anche ovvio, magari anche con un certo alibi, perché uno dice è stato fatto tutto rapidamente, sono stati commessi errori, però vanno a spiegare alla gente che magari, perché vede, succede un dramma, muore 1, 2 su 100.000, faccio un esempio, ovviamente succede che diventa un dramma e invece i 1.000 che muoiono di Covid è meno drammatico di quello che muore per il vaccino. Sto facendo un ragionamento, però per la gente è importante la comunicazione sotto questo punto di vista. È importante, infatti noi abbiamo una banca anche di sorveglianza, insomma, molto importante, quindi di vigilanza e sorveglianza anche per tutte le reazioni avverse, e non abbiamo anche qui mai nascosto nulla, non abbiamo mai nascosto i dati, i numeri, quante reazioni avverse, quanti gravi, quanti meno gravi, perché è giusto comunicare con i dati in mano, ma soprattutto la fotografia reale. È chiaro che oggi è più semplice dire la persona che è morta e si è fatto il vaccino 3 giorni prima, c'è una correlazione. Oggi abbiamo visto che non c'è, rispetto ad alcune morti su cui noi abbiamo indagato, penso a quella nel Veneziano, penso a quella nell'Altopiano di Asiago, del ragazzo che è morto giovane nell'Altopiano di Asiago, abbiamo indagato su tutte queste morti, abbiamo fatto fare degli audit aggiuntivi e non è mai emersa nessuna relazione con il vaccino. Senta, si aprono le scuole. Com'è la situazione docenti, com'è la situazione scolari, com'è la situazione, come andrà? Ma allora... Perché anche oggi sono nati delle diatribe con una scuola dove è entrata una, ha presentato il Green Pass, l'hanno cacciata via perché non ha dato i documenti personali, insomma è venuto fuori un po' una mezza Intanto noi disastro. abbiamo una percentuale tra gli insegnanti di vaccinati molto alta, insomma supera il 90%, quindi insomma diciamo che il personale scolastico veneto
si è messo per la maggior parte in protezione, quindi già questo è un dato positivo. Noi siamo pronti con il progetto delle scuole sentinella, nel senso che noi andremo già dal 13 di settembre, quindi con l'apertura delle scuole, a fare dei test campioni in alcune scuole, sono state scelte dall'ufficio scolastico con i direttori, insomma poi provinciali, con i test molecolari salivari, quindi i test che sono stati oggi autorizzati da parte della parte centrale, test molecolari, quindi vuol dire che hanno bisogno della lavorazione all'interno dei nostri laboratori di microbiologia, quindi faremo questi test sentinella in alcune classi di questi istituti che sono stati individuati ogni 15 giorni per vedere com'è la circolazione del virus e quindi per cercare di essere pronti anche nell'eventualità che se ci dovessero essere dei focolai. Questa è la misura insomma di prevenzione primaria che noi stiamo mettendo in atto rispetto tutto il tessuto scolastico. Poi è chiaro che con l'apertura delle scuole, con il riavvio di tutte le attività, un po' di preoccupazione c'è. Però tra il personale vaccinato, tra i giovani che abbiamo visto si stanno vaccinando, perché io ho visto l'ultima percentuale 12-19 anni, siamo al 62%, quindi vuol dire insomma che c'è una risposta molto buona anche per quella fascia più giovane della popolazione. Quindi siamo fiduciosi insomma, che l'avvio sia un avvio quest'anno con meno problemi, ma soprattutto che possa evitare la DAD. Noi non ci possiamo più permettere didattica a distanza, non ci possiamo più permettere di lasciare i ragazzi a casa, perché abbiamo visto, oggi stiamo vedendo le conseguenze da un punto di vista psicologico, di tenuta sociale, ma anche sanitaria dei ragazzi che hanno dovuto stare a casa in DAD, che non hanno avuto spazi relazionali. Andiamo in pubblicità, poi abbiamo tante altre domande da fare all'assessore Lanzaria tra poco.